Oggi è qui Ignazio Messina, buonasera, segretario dell'Italia dei Valori. Ignazio, ti manca di più Leoluca Orlando, oppure Antonio Di Pietro, dici un po'. Sicuramente Leoluca Orlando, nel senso che Di Pietro c'è, Orlando ha fatto scelte diverse. Tangentopoli, sai c'è di nuovo Tangentopoli, e allora chi sarà oggi il nuovo Di Pietro, dici un po'. Ma vedo Cantone in pole position per cercare di fare all'Expo quello che è stato fatto a monte da Antonio Di Pietro con Mani Pulite. Il problema vero è che c'è sempre Tangentopoli di mezzo e la corruzione che continua nel nostro paese. In Europa Ignazio, per chi voteresti se no ci fossi tu in Europa? Sicuramente voterei per il mio partito, quindi per l'Italia dei Valori. Vorrei ma non posso, tu che cosa vorresti dire, ma in fondo non puoi perché sei un politico e poi non ti votano. Ho sempre detto quello che ho pensato, spesso avendone anche le conseguenze, però credo che per far politica ma nella vita bisogna dire quello che si pensa, avere il coraggio delle proprie azioni. Se ti va un po' di parlare, un appello ora puoi fare per convincerci a votare per l'Italia dei Valori, tocca a te. C'è ancora Tangentopoli dopo 20 anni, c'è una corruzione dilagante, l'Italia dei Valori ha avuto il suo DNA partendo da Mani Pulite, credo che ci sia ancora molto bisogno di noi, della nostra nuova Italia dei Valori, non solo in Italia ma anche in Europa. Vorrei vedertelo urlare. Più forte, votate Italia dei Valori. Ciao, ciao Ignazio, una nota ancora per dirti grazie. Torna da noi. Grazie tanto a voi, la prossima volta proverò anche a cantare.